onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia, grazie Radio Libertà. Oggi iniziamo un attimo dopo perché giustamente avete ascoltato, abbiamo sentito bene cose molto interessanti. Quindi abbiamo un po' di tempo in meno, allora negli interventi, perché oggi i nostri collaboratori sono sempre presenti, iniziamo subito con Gianni Ferigo per i disabili, che abbiamo delle attività. Poi c'è appunto Ubaldo che ci deve parlare anche del Salone dell'Auto di Torino, dove non siamo presenti, ma spiegherà le motivazioni. Poi abbiamo appunto Claudio Lipodio che gestisce insieme ad Arturo Calligaro le tematiche che stanno succedendo in settimana, e l'ingegnere Diego Cudia che come esterno ci spiega se quello che stiamo dicendo corrisponde alla realtà. Io non voglio rubare molto tempo, però vi ricordo che siamo l'Associazione Ufficio Rapporti Sociali, ci troviamo a None, in via Volvera 3, dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16, chiamando il 328 07 15 232. Quindi non vado più oltre tanto perché se volete avere informazioni poi date il 02 92 94 7222 e se la sezione lì della radio è aperta vi trasmetto, se no mandate delle email, messaggi al 340 6709 659. Quindi iniziamo subito. Inizio ringraziando appunto e chiedendo scusa a Gianni di dirmi bene a che punto è, com'è la situazione e qualche minuto in meno del solito di tempo da parlare per poi appunto spiegare anche altri temi. Ciao Gianni, com'è la situazione adesso? Siamo qui, allora, adesso sono qui alla Bocciofila che stiamo giocando i regionali di Special Olympics, quindi stiamo giocando dalle 9:30, adesso abbiamo già due coppie che hanno già vinto la prima partita, quindi stiamo andando molto bene. Poi abbiamo i ragazzi del calcio che sono venuti a Milano, a Monza, a giocare a calcio, e poi abbiamo oggi pomeriggio a Grugliasco sempre il calcio che vanno a giocare oggi pomeriggio. Domani siamo in Liguria, a Genova, a fare una gara di nuoto, quindi siamo oggi su tre posti e domani siamo su un altro posto. Luigi, volevo anche, sai che tu mi dici sempre che devo parlare anche del libro che io ho scritto, sì. Quindi il libro di Maurizio, che tanti, penso che chi ascolta questa radio sa che in pratica è mancato mio figlio, quindi ho scritto un libro che in pratica piacerebbe che tanta gente lo leggesse, più che altro perché aiuta le famiglie con problemi. Quindi se vi piace o volete prendere il libro su Amazon, basta scrivere Maurizio senza limiti e quindi viene fuori il libro che lo potete acquistare. Guarda, ti aggiungo anche una novità che non so se è di collegamento. In questa settimana Arturo Calligaro, sai che è il nostro collaboratore, ha avuto dei servizi da fare per delle persone. Sai cosa gli hanno chiesto quelle persone? Come fare per prendere anche quel libro lì? Pensa un po' come siamo. Quindi vai tranquillo che sei in buone mani e siamo in una grande famiglia. Sta andando molto bene perché diciamo qui c'è un po' che stanno sempre, si sente un po' i microfoni perché sono qua vicino alla Bocciofila e quindi io però, Luigi, voglio ringraziare tantissimo te e questa radio che ci dà la possibilità di fare queste cose. Luigi, vai pure Gianni, perché il tempo vola. Guarda, la radio te l'ho già detto, fa parte della famiglia, almeno a noi lascia dire fare come facciamo. Io ti ringrazio Gianni, ti dico in fretta perché abbiamo altri interventi. Sabato prossimo.
Ci sentiamo sabato prossimo, mi raccomando. Ricorda a tutti, anche i nostri fratelli che stanno giocando, che da domani si cambia di un'ora. Sì, adesso poi glielo dico tutti. Ricordaglielo, perché non vorrei che ci presentiamo un'ora prima, un'ora dopo a giocare e poi perdiamo. Sì, hai detto giusto. Ma tutta spiritosa, dai. Va bene, dai, ti ringrazio Luigi, grazie di Ciao bello, grazie ciao. a te e a tutti. Io adesso avviso Natalia se per caso c'è in collegamento De Maria, perché mi parla della tematica qui di Torino. Ubaldo, sei in linea oppure dobbiamo passare direttamente a Dammi Claudio? 5 secondi, se vuoi Claudio è collegato. Sì, allora Claudio, scusa. Eccomi, buongiorno. Però hai capito che il tempo vola, cosa interessante. Hai visto che i nostri ragazzi disabili stanno lavorando in parecchi posti e si stanno dando da fare, e nello stesso tempo, Claudio, guarda che facciamo anche la pubblicità, la tua, Automobile Club Padania. Hai capito? È minimo, questo è minimo, assolutamente sì, visto che sono... Noi non fischio chiedere, Claudio. Infatti ti ho chiamato. Com'è Claudio? Tu come te la senti? Tanto vediamo se chiamano, se De Maria riusciamo a parlare per spiegare cosa sta succedendo a Torino. Dimmi Claudio. Ci sono. Che ti sente, Guarda, mi spiace davvero tanto non poter essere lì a causa della mia condizione attuale. Purtroppo per un po' di tempo devo rigenerarmi e ho l'ordine dell'ospedale di fare poco movimento e di avere riposo assoluto, quindi ho praticamente questo problemino che mi impedisce di essere con voi oggi là a vedermi quella bellissima questo bellissimo weekend. Ecco, allora siccome non puoi essere presente, c'è in collegamento proprio Ubaldo che ti spiegherà com'è la situazione. Ciao Uba. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Luigi. Ecco, adesso siamo a parlare, te dici com'è la situazione, visto che Claudio, hai sentito, non essendo presente, può capire bene come se fosse presente. Spiegagli bene cosa sta succedendo, vai. Mi spiace Claudio perché allora io sono sincero, non sono andato, ma ho mandato qualcuno in avanscoperta a vedere che cos'è questo Automoto Touring Show, e devo dire che le prime diciamo così parole che ho sentito mi hanno riferito tutti che è uno spettacolo molto molto bello per quanto riguarda il dinamico, ovvero Drift. Hanno venduto tutti i biglietti possibili per chi voleva fare 2 o 3 giri assieme seduto al sedile destro di una macchina di qualche concorrente di Drift. Hanno venduto tutto. Poi mi hanno detto che molto molto bello lo spettacolo di freestyle con il motocross, con le motocross, ci sono dei ragazzi veramente fuori di testa per via di quelle evoluzioni che riescono a fare con le moto da cross veramente incredibili. Altra cosa molto molto carina, molto bella, mi hanno raccontato che c'è anche con le bici, le BMX sono tornate, ci sono degli spettacoli con degli atleti che utilizzano le BMX che fanno delle evoluzioni anche in quel caso lì molto molto belle e quasi incredibili. Poi, che dire, allora l'Oval è pieno di auto tuning e supercar, quindi almeno a chi è interessato, a chi piace quei segmenti, diciamo così, indubbiamente c'è da lustrarsi gli occhi perché ci sono anche dei bellissimi pezzi. Per quanto riguarda invece purtroppo la parte storica, mi hanno detto che rispetto ai tempi del nostro salone dell'automoto retro c'è veramente poco. Diciamo così che i padiglioni sono quasi vuoti, sono semivuoti. È un po' il discorso di quello che già dicevo, che l'anno scorso per me l'automoto retro spostato a Parma è stata una delusione perché effettivamente c'era pochissime vetture. Questa è la realtà che si è venuta a creare anche a Torino. Però per quanto riguarda lo show, nel vero senso della parola, sembra che
stia avendo veramente un grosso successo, ed effettivamente dice che già ieri il pubblico era veramente pieno, c'era un sacco di gente, poi siamo anche baciati dalla fortuna che il tempo ci accompagna. Altra prova, altro evento molto molto bello, che io purtroppo non sono voluto andare perché domani mi impegno a fare il commissario. C'è il sesto rally, il grappolo storico, rally nazionale valido per il campionato nazionale delle storiche a San Damiano d'Asti, con addirittura 3 categorie. C'è lo storico nazionale, chiaramente le regolarità, le auto che fanno il campionato di regolarità, e le auto classiche, che sono le auto dal 93 al 2000, che anche loro fanno la gara fanno il rally, in poche parole, sempre gara, diciamo così, contro il tempo. E quindi niente, queste sono le notizie di oggi, di questo weekend praticamente. Tra l'altro il grappolo storico sarà domani, ma già oggi c'è la presentazione, c'è lo shakedown e c'è la prova spettacolo. In ultimo devo ancora dirvi una cosa: domenica prossima ci sarà, domenica 19 ci sarà il primo, un altro rally, quello dei biglietti Monferriti, che sono praticamente abbastanza vicini più o meno alle stesse strade che vengono già utilizzate per il grappolo storico. Bene, altre notizie a brevissimo non ho. Diciamo così che comunque da come mi hanno raccontato più di qualche mio inviato, l'Automoto Touring Show è uno spettacolo da vedere. Chi può e chi vuole andare, effettivamente, secondo me, vale il costo del biglietto, come si suol dire. Va bene, allora senti, ti ringrazio Ubaldo, senti bene, ti do un'informazione: se per caso questa settimana prossima capiti a Torino, ho bisogno di parlarti, vieni là dove sai già dove trovarmi. Sicuramente già volevo venire, ma ho avuto qualche problema questa settimana di lavoro. Ok? Ma credo giovedì, venerdì vengo sicuramente a trovarti, ok? Ok, mi raccomando, intanto ti auguro l'anticipo di buona Pasqua e ti ringrazio, Ubaldo. Poi ma vengo a farti gli auguri di persona, ne approfitto comunque, vabbè, poi al limite non so se ci sentiamo o meno, però auguro a tutti un buon weekend, vi ricordo che stanotte dormiamo un'ora in meno e altre cose niente. Buon weekend a tutti gli ascoltatori, ciao Claudio, auguri. E a presto Luigi. Ciao, grazie a te, anche a Claudio che gli sto facendo perdere tempo. Claudio, guarda che c'è anche Arturo che ci ascolta. Allora senti Claudio, a parte che penso che hai capito di cosa si tratta, cosa dici? Diamo il tempo alla radio del minuto di intervento e poi dopo nella seconda parte sia tu che Claudio che l'ingegnere e l'architetto potete parlare? Assolutamente sì, diamo spazio alla regia e pronti per subito dopo. Grazie, un bacione. A voi studio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a voi la linea, Luigi. Grazie. Allora, nella seconda parte, ragazzi, visto che siete tutti e tre collegati, sia l'ingegnere l'architetto che appunto Claudio, parliamo del nostro tema, che è il nuovo codice della strada delle macchine, perché lascio a voi il discorso per far capire che parliamo di cose giuste, di ciò che deve succedere dal 1° di aprile. Quindi non mancano tanti giorni. Io vi dico le 2 righe, voi poi tutte e tre direte poi quello che dovete dire. Parte Claudio, arriva appunto Arturo che gestisce, e Cudia che ci spiegherà se all'estero è la stessa cosa. Ragazzi, qui dice automobilisti, ve lo sto dicendo di adesso, su tutte le furie, sarà obbligatorio dal 1° aprile 2026, cioè tra qualche giorno, quindi di nuovo, grazie a questa radio, grazie alla nostra trasmissione, noi diciamo quello che c'è regolarmente, subito, immediatamente. Dice che in un'epoca segnata da una mobilità in perenne evoluzione, quindi Cudia, tu assenti perché devi dirmi anche quello che succede all'estero poi, o solo in Italia. Dice il rapporto tra i cittadini e la strada sta per affrontare una metamorfosi radicale. Io non capisco cosa dice. Quindi dici, non si tratta solo di semplici aggiornamenti burocratici, ma di una vera e propria riscrittura delle regole che governano la nostra quotidianità al volante, mentre le città si popolano di nuove tecnologie e forme di trasporto alternative. Il legislatore, e voi siete i tecnici che spiegherete bene, ha deciso di intervenire con decisione. L'obiettivo è quello di dissipare quella nebbia di incertezza che spesso avvolge le norme attuali, portando alla luce un sistema più snello e allo stesso tempo più rigoroso. Sotto la superficie di questo cambiamento si nasconde un piano ambizioso che mira a trasformare il documento che portiamo nel portafoglio in uno strumento moderno. Io vi ho rubato questi minuti perché voi lascio a voi fino alla fine, andate tranquilli, mi lasciate riposare. Penso che sia un tema valido da discutere, oltre a quello che dovete dire. E tu, appunto, Diego, dimmi se all'estero è la stessa cosa o se stiamo facendo delle cazzate. Adesso do a voi la parola. Vai, vai Ubaldo, vai Claudio. Vi ascolto, sono qua. Buongiorno Luigi, sì, no, buongiorno allora, Arturo, cosa ne dici di quello che ho detto verso Diego? Sì, infatti io lascerei la parola a Diego, che è quello che è più competente in materia, anzi lo saluto. A te Diego, cerca di svolgere il quesito. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori gentili che ci stanno ascoltando, buongiorno a Luigi e a tutti quanti. Effettivamente questo che tu hai, questo che è stato accennato stamattina come rivoluzione è una cosa che parte da molto ma molto lontano, perché comunque da questa parola rivoluzione così c'è dentro di tutto, c'è dentro persino anche il rapporto uomo-macchina. Adesso che praticamente tutto deve essere gestito dall'intelligenza artificiale, ma comunque ci sono dentro tantissimi argomenti, non ultimo quello che riguarda a volte quando si parlava anche in passato con
con Arturo Calliviaro, la stessa abitabilità. Siamo arrivati al punto che le strade ormai non riescono più le strade e anche la città chiaramente non riescono più a convivere, digerire, in qualche modo creare i flussi. Vediamo, basta fare una semplice rotonda e si ferma tutta una città, non mezza città, tutta una città. E quindi voglio dire, lo sviluppo tecnologico mette sul mercato automobili, mezzi sempre più performanti, ci sono quelli più romantici che mantengono anche quelli di 15, 20, 30 anni fa. Va tutto bene. Il problema è che, ripeto, hanno tutti il diritto di esistere. Ecco. Il problema è che quando convivono nelle grandi città diventa poi il caos. Ecco perché poi adesso il legislatore si trova a dover gestire questa marea di effetti. Dalla guida in stato di ebbrezza notturno, io mi riferisco alle ultime cose che sento, ecco, fino ai monopattini. Le grandi città all'estero molte si stanno mobilitando proprio per quello. Ecco, un esempio banale, le grandi rotonde di Parigi degli anni 70, un altro esempio su Madrid, dove per esempio in certe zone non si può più passare, non si può più entrare, si cerca di fare delle cose che in qualche modo aiutino queste povere città ormai super abitate, e penso di aver in qualche modo coinvolto anche gli altri ospiti. Prego. E si parla sempre, ripeto, grande superaffollamento. Ecco. Sì, se posso dire la mia, il problema nasce da una scarsa lungimiranza di chi ha amministrato le nostre città e le nostre amministrazioni locali, dove la penuria, se vogliamo buttarla sul lato politico, il fatto di non avere un principio di sussidiarietà, quindi le imposte dei cittadini vengono pagate all'ente più vicino, quindi il comune, e quindi il comune dispone di tutte le necessità dei cittadini, poi quello che avanza lo dà alla regione e la regione poi allo Stato. La penuria di risorse degli enti locali, abbinata anche all'incapacità di alcuni amministratori locali, fa sì che vengano fatte delle scelte sempre utilitaristiche e non per un futuro di vita sostenibile, no? di temi di sostenibilità. Per cui quando si fanno, io la vedo da tecnico, quando si fanno i piani regolatori, vi sono alcune leggi che prevedono di dismettere tanti metri quadri per le strade, tanti per i parcheggi, tanti per il verde. Molte volte i comuni scelgono e optano per la monetizzazione per ripianare i bilanci, per cui magari aree destinate a parcheggio che dovrebbero essere previste per gli insediamenti non vengono acquisite al comune, ma vengono monetizzate, per cui ci sono alcuni casi eclatanti, no? Dove ad esempio si costruisce, e io lo vedo qua in provincia di Torino, in contesti, in quelle che si chiamano aree B, che sono le aree B, si costruiscono palazzi e si dismettono magari 12 alloggi e si dismettono solo 3 posti auto, per cui è ovvio che si va verso l'ingolfamento di quelle che sono le aree a disposizione. Quindi questo è un concetto fatto per sottolineare di come i nostri amministratori locali non abbiano quella sensibilità nei confronti del traffico, della motorizzazione in generale. Lo stesso comparto delle colonnine elettriche, il fatto di sottrarre in alcune realtà, in alcune zone, spazi per creare parcheggi per realizzare le colonnine elettriche, perché c'è il PNR o un altro finanziamento, e quindi per prendere questi soldi e poterli gestire si creano questi spazi e si sottraggono al parcheggio comune.
E allora in alcune zone, in alcune parti di città si vedono questi parcheggi sempre vuoti, no? E dall'altra parte la gente che non sa dove parcheggiare. Questo per... Sì, è fantastico. Guarda, ciao Arturo, su Ciao, questa ciao cosa Claudio. c'è stato, c'è stato un mio post di un paio di anni fa che ha avuto un grande shock su Milano, perché il genio Sala aveva preso prima un finanziamento per mettere le colonnine e ha riempito alcune zone di Milano con le colonnine. Ogni 20-30 metri c'erano alcune strade, compresa la via Novara di Milano, la via che porta dallo stadio di San Siro verso fuori, piena di ste colonnine, e quindi lì non potevi parcheggiare perché dovevi lasciarlo libero. C'era il primo disagio agli automobilisti umani che vivono e abitano lì, non potevano più parcheggiare. Va bene. Fatto questo, poi un altro genio, sempre dell'amministrazione di Sala, che lui è il primo genio che ha scelto i geni inferiori da mettere nelle varie competenze su Milano, spero finisca presto questo disastro su Milano, è durato fin troppo, guardandolo da fuori intendo. Cosa hanno deciso? Di fare la pista ciclopedonale per i monopattini, quindi fuori dal marciapiede che era già stato allargato, per i pedoni, dove c'erano le colonnine e si potevano parcheggiare le macchine, hanno deciso di fare 1,5 metri di passaggio ciclopedonale, spostando le macchine parcheggiate da di fianco al marciapiede a 1,5 metri dopo il marciapiede. Quindi hanno praticamente parcheggiato le macchine sulla prima corsia delle due della via Novara, e la via Novara è diventata a una corsia per senso di marcia. Le macchine parcheggiate sono una fila di macchine in mezzo alla strada sostanzialmente, e a destra delle macchine parcheggiate hanno creato la pista ciclopedonale. Cosa succede? Che se io voglio parcheggiare l'auto elettrica devo attraversare col cavo perché la colonnina è rimasta sul marciapiede. Quindi le colonnine hanno messo un sacco nero e gli hanno scritto guasta. Non era guasta la colonnina, era guasto il cervello di chi ha fatto quel progetto senza pensare a cosa era stato fatto qualche mese prima. Le colonnine oggi, sono passati un paio d'anni, non esistono più, ma i soldi li hanno presi benissimo, e quindi queste evoluzioni trapezzistiche sono il danno per i cittadini che vivono e abitano lì, magari vivono lì da 80 anni, da 50 anni, e vedono questo sfacelo che è solo amministrativo. Chiedo scusa, Luigi Sinatora ha sollevato un argomento che riguarda tutti quanti, da Milano a Catanzaro a Trapani, Palermo, quindi parliamo io non voglio fare polemica, ma quando si parla che cambia tutto, cambia il codice della strada, cioè cambia il nostro modo di vivere, va bene quello che succede a Milano come a Torino eccetera, qui si parla di far capire cosa sono questi cambiamenti, cosa ci capiterà. Ecco, noi siamo oggi testimoni viventi di quello che i nostri ragazzi, i nostri futuri automobilisti faranno, ma già dal prossimo anno, ecco, per cui come giustamente è stato detto anche altre volte, la patente che non è più un semplice documento, tra un po' sarà una carta di credito, un po' non sappiamo, e quindi i smartphone che servono per aprire le automobili e chiudere le case, faccio queste cose sulla strada che adesso, ecco, Luigi Sinatora ha detto una cosa che per me è importante alla luce di quello che è successo la settimana, 10 giorni fa, con le votazioni che riguardavano il sì e il no. Ecco, la legge adesso, chi amministra la legge, e noi siamo tutti testimoni, bene o male, si è sempre parlato di autovelox, di red, eccetera, eccetera. Io mi domando se i legislatori sono pronti ad affrontare queste cose qua che abbiamo poc'anzi sollevato, ecco, dalla patente che diventa, dai disastri, dagli incidenti per la strada,
oppure da aree dismesse che diventano, come diceva Arturo Calligaro prima, che diventano anche covo di cose che non vanno. Sto proprio riducendo la sintesi, ecco quello che diceva Luigi Spinatora prima. Prego. Cioè io allargherei il discorso a livello nazionale. Francia si sta già muovendo in questo senso qui, addirittura si sta parlando, è un'anticipazione, visto che così, di creare proprio un tribunale della strada, quindi con giudici specializzati solo per gli incidenti della strada. Prego, lascio a voi i commenti. Ti stavo dicendo che quello che abbiamo detto lo diciamo perché non sento più nulla. Di aprile già è in vigore questa roba. Ecco perché volevo sentire anche il tuo parere straniero oltre che quello italiano, perché Claudio come presidente dell'Automobile Club Padania, ma Arturo ha dato già anche una risposta tra virgolette politica, essendo il personaggio più importante di tutta la nostra associazione, perché qui ragazzi mercoledì noi ne parliamo oggi, poi mercoledì vengono già a reclamare il 1° di aprile, quando succede che poi per le strade ti trovi queste nuove norme, a chi gliele spiega? Chi è in grado? Io a voi tre siete i migliori, cioè siete gli unici che possono dire le cose, quindi secondo voi, tanto ci sono ancora 10 minuti, un 3-4 minuti a testa potete prenderli, cosa ne dite? Perché il 1° aprile è fra qualche giorno, non è un regolamento in previsione di in modo da il ragazzino che magari 6 mesi fa ha preso la patente e il 2 di aprile si trova magari a essere multato. Cioè ragazzi, forse io ho 90 anni che non capisco niente, ma secondo voi è giusto o no che noi diciamo le cose in tempo o sbagliamo? Il vostro parere Luigi, su come ci comportiamo qual è? No, Luigi, giustamente dici le cose in modo proprio sacrosanto, e la cosa da fare quando vengono i gentili soci all'ufficio rapporti sociali, comunque affidarsi per ora a professionisti che sono in grado già di valutare se le cose nell'immediato, ecco, è inutile andare a fare magari missive o postare cose, il dissenso, fotografie eccetera, affidarsi ai professionisti che in qualche modo sono già in grado di capire che cosa sta succedendo. Questo è quello che mi sento di dire, che sia un architetto, un ingegnere oppure il tuo ufficio rapporti sociali, anche solo scrivere, insomma, ecco, questo mi sento di dirlo, ecco, da martedì in poi. Prego. Ma il discorso, scusami Arturo, io dico, mi sto leggendo, me la sono già letta, me la sto rileggendo così, è sempre su un discorso, è sempre fumoso comunque, hanno messo delle regole, ce le raccontano con tanto fumo intorno, dicendo lo facciamo per voi. A me tutte le volte che uno mi ha detto nella mia vita lo stiamo facendo per voi e poi dicono state tranquilli, ci pensiamo noi, sono le 3 frasi che mi fanno stringere le chiappe, scusate il termine, perché quando usano questi 3 termini c'è sicuramente qualcosa che non va. Non lo so Arturo, che ne pensi? È per quello che serviamo noi, perché è per quello, come gli insegnanti a scuola, insomma, è per quello che serviamo noi che come presidenti di associazione, come professionisti, insomma. Prego. Arturo! Sì, Claudio. Giustamente tu sei quello che per anni ha sottolineato il fatto che le nuove normative attuate dal governo non sono pubblicizzate a sufficienza e ovviamente le amministrazioni non in buona fede le applicano subito, anche basandosi sull'ignoranza, no, di alcune norme. Abbiamo parlato per mesi, per fare un esempio, sui monopattini, targa, casco, poi è passato un anno e tutto è taciuto, quindi adesso entreranno in vigore queste norme, ma la gente se n'è già dimenticata di quando è uscita la notizia e quando è uscito il decreto che ha fatto clamore. Per cui, come al solito, le amministrazioni o la parte dello Stato che
diciamo guarda un po' di più al cittadino, le applica con progressione, mentre la parte che invece vuole fare cassa le applica e magari in questo contesto trae vantaggio. Per cui l'Automobile Club Padania è sempre in prima linea a fare informazione, grazie a Luigi, grazie a te Claudio e grazie anche a Diego. Purtroppo non tutti gli organi di informazione adottano questa strategia, per cui poi la gente arriva da noi con le sanzioni, le multe o quant'altro perché dice ma quando hanno fatto questa norma? Perché poi come al solito tutte le norme sono interpretabili, no? dalle varie amministrazioni. Ti faccio un esempio. Noi a Moncaglieri nell'ultimo consiglio comunale della scorsa settimana abbiamo dovuto approvare un debito fuori bilancio che sono quelli, i debiti fuori bilancio, che le amministrazioni devono rimborsare per le cause perse, ad esempio nelle sentenze verso gli automobilisti. Alcuni automobilisti si trovano in una condizione di dover vedersi elevata una sanzione che non ha titolo, no? E allora abbiamo scoperto proprio l'altro giorno che un'amministrazione, non so se riguarda solo Moncaglieri che ha 60.000 abitanti o anche le altre amministrazioni d'Italia, come non ci sia la contestualità tra il cambio di residenza all'anagrafe e quello del comune, quello del PRA. Allora abbiamo varato qualcosa come quasi 5-6 mila euro di spese di soccombenza perché il comune ha notificato sul dato del PRA che non era aggiornato col dato del comune, per cui sono arrivate praticamente queste notifiche al vecchio indirizzo. Il comune ovviamente poi anche oltre i 90 giorni ha rinotificato al nuovo indirizzo, ma erano trascorsi 90 giorni e il giudice ha dato ragione agli automobilisti, no? Per cui il comune adesso deve pagare le spese, no? E ovviamente non può neanche fare ricorso perché la colpa non è del cittadino se lo Stato non garantisce la contemporaneità del cambio di residenza dal comune al PRA, no? Quindi per vedere a chi è intestata l'autovettura e con il relativo indirizzo. Per cui una inefficienza dello Stato, no? Che va sulle spalle dei cittadini perché non c'è questa contestualità. E il cittadino, per far valere questo diritto, deve fare una causa, no? Deve istruire una causa, in questo caso presso il giudice di pace, che non costa molto. Però capite che l'amministrazione si oppone sempre, anche quando è evidente che ha notificato dopo i 90 giorni, ma non per colpa del cittadino. Allora, in questo contesto noi abbiamo sottolineato il fatto che il cittadino è sempre la parte debole, la parte forte è lo Stato che se ne frega, no? Ed è il cittadino che deve dimostrare, l'assurdo è che il cittadino deve dimostrare di essere colpevole, di essere innocente, non lo Stato che deve dimostrare che tu sei colpevole. Quindi il colpevole in questo caso è lo Stato perché non c'è questa contestualità e il cittadino si deve opporre e quindi magari una notifica, non tutti si oppongono perché non hanno voglia di mettersi lì ad affrontare spese legali e pagano ed è questa una distonia nel funzionamento del nostro Stato che vale per tutti i comparti, no? Tu fai delle norme, le applichi dopo un anno quando oramai la notizia è scaduta e la gente si trova spiazzata, no? Noi abbiamo sottolineato e ovviamente abbiamo votato contro, no, questa procedura perché lo Stato è sempre debole con i forti e forte con i deboli. In questo caso i deboli sono i cittadini automobilisti, no? E anche in questo contesto dell'oggetto del nostro dibattito va in questa considerazione, no, Claudio? Quante volte abbiamo sorpreso lo Stato e le inefficienze dello Stato che vengono sottolineate solamente tramite appunto un Automobile Club, tramite Luigi o tramite Diego, sì. No? Assolutamente sì, è già successo tante volte che dopo magicamente succede il miglioramento perché noi siamo scandalizzati.
E cosa succede con questa cosa dal 1° aprile? È una regola? È una regola? No, è una norma che è stata prorogata, bloccata, è dal 2024 che se ne parla. E cosa succede? Inasprimento delle multe, ovviamente. Qualsiasi cosa paghi anche 5 volte di più. Limiti di velocità saranno molto più severi. Alcol test hanno introdotto l'alcol lock, e a quanto io so l'alcol lock ha già messo in braghe di tela un sacco di autovetture, perché poi pare che non funzioni proprio sempre come deve. Ci sono tante cose, tanti miglioramenti fatti che non vanno proprio come vogliono, quindi bella l'idea, nella pratica io la prendo sempre in quel posto, e quindi un po' alla Marchese del Grillo, chi decide dice sempre io so io e voi non siete un bip, e questa cosa non va bene, perché chi decide va in giro con l'autista, se ne frega, e questo non funziona, non va bene, non viene chiesto, non so, alla popolazione cosa ne pensa. Voi dovete subire questa nostra nuova decisione, che lo facciamo per voi e per la vostra sicurezza. E questo non va bene. Siamo passati dai 150 all'ora in autostrada se superi di 1 chilometro orario ti do 2.000 euro di multa. Quindi queste cose poi ovvio che fanno incavolare la gente. Certo, sono sempre regole imposte che non funzionano, che non funzioneranno, e queste cose non funzioneranno. Poi è un mio pensiero, ci andremo nel dettaglio e andremo a lavorare, a dire bravi dove sono stati bravi, e a dire pirla dove sono stati pirla. Questo lo faremo come l'abbiamo sempre fatto da 30 anni a questa parte, insomma. Sì, come sempre poi i conti si fanno alla fine, vedremo magari alla fine di aprile se queste nuove norme più stringenti hanno in qualche modo sortito a qualcosa, e quindi ne parleremo poi magari fra qualche settimana. Vero Luigi? Sì, ci sono delle belle... La prossima, tanto il sabato siamo ancora tutti in collegamento, tranquilli, abbiamo accettato di farlo perché voi siete persone serie e dite le cose che la gente interessa, non interessa Pasqua, Capodanno meno, interessa quello che l'affronta quando regolarmente viene bloccato. Io vi ringrazio, il tempo purtroppo è scaduto, e sabato prossimo mi raccomando, dite anche altre cose, e tu Diego dimmi cosa ne pensano di queste cose che succedono in Italia, all'estero. Tu sei quello che ci porta come vive la vita all'estero, e noi, la gente continua a dirmi di farti parlare perché sei la persona dichiarata migliore, la più valida, ecco, te lo dico, non dovevo dirtelo, ma no, Luigi, non è quello, è che giustamente l'estero è grande, per cui è giusto dare un'occhiata, anche perché comunque quello che succede all'estero il più delle volte, anzi, influenza, adesso l'abbiamo visto con la guerra, ma anche nel bene influenza anche la vita dell'Italia. Ecco, e bene o male chi lavora in Italia così subisce, ma a volte anche affascinato, ecco, insomma, oppure guida. E purtroppo l'Italia arriva sempre dopo, l'abbiamo sempre detto, è sempre stato detto anche da questi microfoni, e continueremo a dirlo. Quindi magari faremo delle trasmissioni e dei collegamenti solo vedendo quello che succede solo magari in alcune nazioni vicine a noi, ecco, senza andare a beccare l'Africa o la Cina, anche se la Cina comunque ci sta praticamente è dietro la porta di casa, che sta sempre bussando, ecco. Comunque approfitto, sì, e poi ne parleremo, perché è sempre lì che bussa e noi siamo lì, ecco. Parliamo di tecnologie, ma anche a questo modo di stili di vita di cui avremo poi modo di parlarne. Ecco. Approfitto di questi pochi secondi per augurare a tutti buona Domenica delle Palme, a te Luigi un caloroso saluto, e ai radioascoltatori per la pazienza. A presto, un saluto a tutti. Io chiudo con questa mia riflessione che vi lascio per la settimana prossima. Chi sono le aziende private che daranno le autoscuole o le persone gli autolock? Chi sono le persone o le aziende private che stanno guadagnando su queste nuove norme? Chi sono le aziende private o le persone che stanno guadagnando milioni di euro su questa nuova legge? Andiamo a guardare quello e capiamo perché certe regole sono state fatte in questo modo.
tutti guadagnano, ci mettono sempre la mano sul portafoglio, sui nostri soldi, per risolvere i problemi che non sono stati in grado di gestire, perché certe cose succedono perché non si è fatta una buona amministrazione o una buona regola. Le nuove regole saranno pesanti, vediamo quante funzioneranno davvero e quante verranno applicate davvero. A settimana prossima, un abbraccio a tutti voi. Anche da parte mia un saluto agli ascoltatori, un abbraccio a tutti voi, un ringraziamento alla radio e un abbraccio a Luigi, particolare a Luigi, e ci sentiamo sabato prossimo. Buona giornata a tutti e buona domenica. Grazie a tutti e ringraziamo anche Natalia che ci consente qualche minuto in più, visto che almeno per fare... Noi siamo un'associazione, come avete visto e sentito, di volontari e ci troviamo a None, in via Volvera 3. Siamo presenti anche questa settimana prossima, dal martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, dalle 14 alle 16, quando arrivano quelli che dicevo prima dell'ingegner Diego, quelli che sono incavolati, devono prendere delle multe e vanno da chi? Vanno da Arturo a farci fare la pratica per poter essere agevolate. Quindi non è via Volvera 3, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, chiamate però, prenotate al 328 0715 232. Noi siamo presenti e abbiamo come motto nella nostra organizzazione, anche i nostri disabili, anziani, vecchi disoccupati, meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Ringraziamo la regista Natalia e la Radio Libertà. A voi studio, grazie, a sabato prossimo.